La rassegna stampa. Ora in onda? La stai ascoltando? Cioè, effettivamente ci siamo in onda? Devo fare la domandina. La domandina delle 7:30. CQ, pronto? Ci sentite? Funziona? No, perché sai, ci sono quelle mattine che arrivi, tocchi il computer e alvanò, si dice a Milano. Non funziona, cioè funziona ma non si collega a nulla. Questa è una di quelle giornate. Funziona, mi dicono che siamo in onda. Oh, che bello. Se comunque a un certo punto dici, ah boh, ecco, fatemi sapere se ci fossero problemi di audio che va e che viene. No, che almeno uno dice giustamente risparmio fiato, me ne torno a letto a dormire, eccetera. Santa polenta, buongiorno da Sammy Varin, signori, ma questa è la vita quotidiana, è la nostra vita quotidiana di noi di Radio Libertà, una radio pirata, no, non pirlata, è pirata, che è ben diverso da pirlata, cioè è una radio di nicchia che cerca con tutte le sue forze di andare avanti nonostante il sistema, in questo caso il server, ci metta le cose tra le ruote, qualunque cosa ci ficca, cioè, un giorno questo, un giorno quell'altro. Vai tranquillo, siamo in onda anche oggi. Il buongiorno si sente dal Varin, anche Francesco è tutto contento, ragazzi miei, stava già per prendere il motorino e tornare a letto, ve lo dico subito, invece no. Siamo in onda, grazie ai nostri tecnici, grazie a voi che ci sostenete moralmente e anche con una piccola donazione attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando Dona Ora, la tendina a destra, ma anche attraverso il conto corrente postale 3767 1294, lo ripeto magari per i nuovi ascoltatori, la nostra è una radio che vive del sostegno dei cittadini e per aiutarci potete farci un bonifico di qualunque entità, io dico 5 euro, sul conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà a Milano, oppure appunto andando sul sito radiolibertà.net e cliccando Dona Ora. Con una qualunque carta di credito potete darci una mano a migliorare, e magari anche due di mani, visto la situazione. Non ci sono notizie della notte, la notizia più bella naturalmente è quella di ieri, Trentini, prime ore fuori dal carcere, avevo solo una Bibbia in spagnolo, Burlò mi teneva di buon umore, in arrivo a Milano, finalmente liberati. Vediamo Repubblica, similmente caso Trentini, i contatti, gli errori e la svolta, a ottobre liberazione vicina ma Maduro bloccò tutto, e quindi in questo caso non si può non dire che il fatto che Maduro non ci sia più in Venezuela sia una brutta cosa. Sono tornati a casa il cooperante e Burlò, e perché non c'è più Maduro. Vediamo come aprono i quotidiani, ricordandovi che avete la possibilità di entrare in onda in qualunque momento inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, il nostro numero di WhatsApp attivo 24 ore su 24, mentre per entrare in diretta potete chiamare lo 02 9294 7222. Normalmente, se riusciamo, le dirette le apriamo dopo le ore 9, ma naturalmente se chiamate in qualunque momento potete parlare con il nostro regista, confidare a lui i vostri desideri e lui è a vostra completa disposizione. Fa anche servizio a domicilio, col motorino viene direttamente da voi. Per favore, per piacere. Dai, da dove partiamo? Da una parte sì, forse l'apertura più carina secondo me è quella di Avvenire, che parte con una buona notizia. Tu dici ha scoperto l'acqua calda, è una buona notizia, no?
Cioè, vuoi mettere dopo 423 giorni Alberto Trentini è fuori dal carcere, liberato anche Mario Burlò. Per Caracas un passo cruciale per il superamento della diplomazia degli ostaggi. Quindi ci sono voluti 423 lunghissimi giorni per far scarcerare e riportare a casa il cooperante 46enne Alberto Trentini, arrestato senza accuse precise in Venezuela il 15 novembre 2024 e scarcerato alle 5 della notte scorsa ora italiana, quando a Caracas stava per scoccare la mezzanotte. Una trattativa tra governi snervante ed estenuante, condotta sotto traccia lungo le vie riservate dei canali diplomatici e con l'appoggio discreto della Chiesa venezuelana, che si è spesa anche per la liberazione dei restanti 27 italiani detenuti per motivi politici. Con Trentini è stato liberato anche Mario Burlò e tra pochissimo li vedremo in Italia. Sempre sul quotidiano Avvenire c'è un'altra buona notizia che riguarda i caregiver. Il governo vara sussidi e tutele differenziate. Dopo 10 anni il lavoro di chi si prende cura dei propri cari viene riconosciuto dal governo attraverso una legge che definisce un quadro giuridico organico a tutele differenziate per riconoscerne il valore sociale. Ma sulle risorse previste anche la ministra della disabilità Alessandra Locatelli ammette la delusione. Viene istituito un contributo economico nazionale erogato dall'INPS fino a un massimo di 400 euro mensili, ma solo a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima e ha un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e guadagna meno di 3.000 euro. Il DDL varato dal Consiglio dei Ministri passa ora in Parlamento con procedura d'urgenza, quindi c'è ancora da lavorare. Sul fronte giustizia la notizia è che si voterà il 22 e 23 marzo, fissate quindi le date del referendum e ci sono come al solito un fracco di polemiche qui e là, cose che tratteremo soltanto di strissio perché lo sapete, la mia è una rassegna stampa che va a cercare le notizie che vi interessano, quelle che interessano la vita nostra di tutti i giorni, quelle che interessano il nostro portafoglio, la nostra sicurezza, la politica, la buona, speriamo, auguri Sammy, politica che anche oggi cerchiamo di trasmettervi. La nostra è una radio che parla molto di politica, che cerca di avvicinare la gente alla politica e non di allontanarla. Vi assicuro è un casino di lavoro, è quasi impossibile, però ci proviamo ogni giorno cercando di far capire che c'è una politica che lavora per la gente, che è il vero mestiere che dovrebbe fare la politica, cercare di rendere la vita dei cittadini un po' meno dura e magari anche un po' meno complicata. Magari. Fammi vedere il manifesto, vediamo come apre oggi. Il buco nero. In Iran la reazione del regime è spietata, si contano centinaia di morti, gli ayatollah chiamano la piazza patriottica, il presidente USA minaccia ancora l'intervento armato, ma intanto tratta per il petrolio e la protesta non si ferma. Il buco nero, titola il manifesto, il vostro quotidiano preferito, so benissimo. Sul fronte giustizia il governo non aspetta le firme e indica il 22-23 marzo, il comitato reagisce, lo sai, stanno raccogliendo le firme per non fare il referendum, per cancellare praticamente quel poco di buono che si vuol fare, ma soprattutto, dice qualcuno, per avere i soldi, perché sapete cosa c'è? €1 a firma? Insomma, sono soldi. Referendum, la data c'è, il ricorso arriva. Questi i principali titoli del quotidiano Il Manifesto. Poi per par condicio andiamo a cercare anche il Secolo d'Italia, che apre con Viva la libertà! L'Italia riporta a casa Burlò e Trentini. Meloni, continuiamo a sostenere il popolo venezuelano.
in primo piano. Sul Secolo d'Italia, ridotto in fin di vita a Termini, spunta movente antioccidentale. Spunta l'eventualità del movente antioccidentale dietro l'aggressione avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini ai danni di un 57enne funzionario del Mimit, che il Ministero del Made in Italy. La polizia ha fermato 4 persone, tutti giovani nordafricani, ora accusati di tentato omicidio nell'indagine affidata alla PM di Roma Nadia Plastina. Niente di nuovo, tutti nordafricani, non avevamo dubbi, però questo movente antioccidentale fa un po' paura e vedremo se lo ritroveremo sugli altri quotidiani. Anche sul Secolo d'Italia, i caregiver familiari fino a 400 euro al mese, approvata la legge, ma come vedevamo sull'altro quotidiano Avvenire, c'è ancora molto da lavorare. Che facciamo? Andiamo sull'unità? Andiamo sull'unità, andiamo. Tra carneficina e speranza, titola il quotidiano L'Unità, il popolo iraniano mostra il coraggio al mondo. Ma quale popolo? Perché ieri sono andati a manifestare quelli che stanno con gli ayatollah. Tra carneficina e speranza, almeno 500 morti, Khamenei prepara una via di fuga, punto di domanda. Intanto però pare che stia dialogando con gli Stati Uniti e questa è la cosa migliore. Tiriamo innanzi, certamente, sto guardando se potrebbe esserci qualche titolo che vi svegli, ma no, oggi siamo piuttosto abbastanza accovacciati. Sveglia, 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 giù dalle brande. E allora per tirarvi giù dalle brande ci pensa Sammy Varin, tranquilli. Ho tante di quelle cartucce da sparare che non vedo l'ora, assolutamente. Il bello del Sammy Varin è che arrivo qua prima delle 6 ed effettivamente, computer permettendo, ho tempo per preparare ciccia buona. Andiamo ad esempio sul quotidiano La Verità, che oggi di ciccia buona ne ha veramente tanta, partendo dalla sottoscrizione, unico giornale che ha usato tanto, per il famoso carabiniere. La nostra sottoscrizione oltre 86.000 euro. Gli italiani stanno col carabiniere, non con i giudici, titola oggi il quotidiano La Verità. E siccome siete in molti che in questi giorni mi avete chiesto ma come si fa ad aiutare questo carabiniere, eccetera, ora vi spiego, ma soprattutto vi spiego e vi rispiego da capo che cosa è successo. I lettori del quotidiano La Verità rispondono con grande generosità alla richiesta di aiutare il militare che ha ucciso un criminale per salvare un suo collega. Dimostrano che c'è ancora capacità di indignarsi e reagire a certe sentenze. Il 22 e 23 marzo il referendum sulla giustizia, e chiaramente a ogni azione corrisponde una reazione, visto quello che sta succedendo. E mi pare che lo abbiano fatto vedere parecchio sul fronte sicurezza in questi giorni. Giornali e soprattutto telegiornali stanno facendo reportage dalla stazione Termini, dalla stazione centrale di Roma, a poi Bologna, Torino. Insomma, ne stanno succedendo di cosette, troppo spesso messe a tacere, perché ci sono cose più importanti. Crasmontanà, ad esempio, ogni giorno escono delle novità che ci lasciano a bocca aperta. La vuoi sapere l'ultima? È di spalla sulla Verità. Basta che paghi e il responsabile della strage torna libero? Punto di domanda. Yeah! Jacques Moretti, titolare del locale di Crasmontanà dove sono bruciati vivi 40 ragazzi e altri 110 sono rimasti ustionati, è campione dell'avidità, secondo qualcuno, potrebbe tornare libero e basta pagare. Sì, si paga la cauzione come in America, ma che bellissima idea, soprattutto perché praticamente lui di problemi di soldi certamente non ne ha, e quindi presto lo vedremo libero, una roba che fa incazzare e anche di brutto. Sempre sul quotidiano La Verità, naturalmente, Trentini scarcerato,
Landini spudorato. Perché? Il cooperante italiano e l'imprenditore Burlò escono di prigione in Venezuela, dove li aveva sepolti Maduro più di un anno fa, e il leader della CGIL, che difende il tiranno venezuelano catturato da Trump, ha il coraggio di esultare. E anche questa signora è bella tosta, è lei che sta preparando la colazione, buongiorno, per il maritino, si usa ancora, portare la colazione a letto, spero che non sia patriarcato, dai, un minimo rimasuglio di patriarcato c'è ancora, non lo dico in giro, va bene. Togliere i bimbi ai genitori ci costa 244 euro al giorno. Ecco il ricatto alle famiglie del Bosco. Francesco Borgonovo non molla la presa, lo sapete, conduce anche una trasmissione qui su Radio Libertà il martedì e il giovedì alle ore 13, si chiama La Cittadella, e lui non molla su questo argomento, come noi non abbiamo mollato per decenni sull'argomento bambini strappati, visto che abbiamo seguito da Bibbiano in poi settimanalmente con una trasmissione che si chiamava proprio così, #bambini strappati. Dove andiamo? Entriamo? Dai. Entriamo sul quotidiano La Verità. So che aspettate, perché si occupa soprattutto appunto di questo cortocircuito, il carabiniere che si difende, uccide il malvivente e adesso deve pagare per aver ucciso il malvivente. Chi paga? Paga il carabiniere e paga i familiari del malvivente. Una roba strana, secondo ben 86.000 euro che sono stati raccolti da tutti voi, e tra poco ci arriviamo. Intanto però, subito a pagina 2 della Verità, si intervista Rita Dalla Chiesa a proposito di quello che sta accadendo in questi mesi. Criminali a spasso, anche se i carabinieri rischiano la vita. La colpa è delle toghe. Diciamo che non fa giri di parole Rita Dalla Chiesa in questa intervista a pagina 2 della Verità. La deputata azzurra a TV Verità: i magistrati si sentono psicologi, bloccano le espulsioni per paura dei paesi di origine. E naturalmente Francesco Borgonovo, che la intervista, sempre fautore di queste trasmissioni che vanno in onda su Radio Libertà il martedì e giovedì alle ore 13, condivide la battaglia della verità a favore del carabiniere condannato? Gli chiede Borgonovo alla Rita Dalla Chiesa. I carabinieri e i poliziotti molte volte si chiedono: ma noi che dovremmo fare? Ci dovremmo vergognare tutti per quello che rischiano a fronte di ciò che lo Stato dà loro come stipendio e con il quale devono mantenere non solo se stessi ma anche le loro famiglie. E poi ti vedi sbattuto in galera per 3 anni, mentre normalmente i delinquenti sono liberi. Loro ti dicono: noi lavoriamo tanto, e poi ce li ritroviamo fuori dopo neanche una settimana. Ma perché questi ragazzi dovrebbero allora rischiare la vita? In più le famiglie per bene non hanno quasi mai la possibilità di avere un risarcimento. Le famiglie dei delinquenti invece il risarcimento ce lo chiedono e ce l'hanno. Allora spiegatemi, i carabinieri, la polizia, le forze dell'ordine, che cosa dovrebbero fare? Questo è l'incipit dell'intervistona oggi con Rita Dalla Chiesa, che riprende molti argomenti che noi quotidianamente lanciamo sulle nostre frequenze. E anche sul quotidiano La Verità Fabio Amendolara spudoratamente ammette: Termini, Roma Termini, stazione, in mano alle gang di Maranza. La pista è l'odio per gli occidentali. Allora è vero. Da quanti anni è che diciamo questa cosa? È sul filo delle banlieue francesi, signori. Tutto quello che accade lì prima o poi succede anche qui. L'odio per gli occidentali
dal punto di vista religioso, penso io, ma anche dal punto di vista proprio che questi arrivano da noi, pensano di avere trovato il paese di Bengodi, di trovare lavoro, di fare su famiglia, eccetera. No, no, assolutamente no, ragazzi miei. Questi hanno subito in mente la furberia di picchiare, rubare, violentare. Già, è il razzismo del Sammy Varini imperante. No, non è sempre così, ci mancherebbe altro, ma questa cattiveria gli viene giorno dopo giorno quando si guardano intorno e vedono che questo non è il paese di Bengodi, che non è così semplice trovare lavoro e soprattutto se non hai un permesso di soggiorno vieni sfruttato in ogni modo e ti conviene come minimo spacciare droga. Dietro alle aggressioni della stazione Termini di Roma ci sarebbe una gang di Maranza, scrive La Verità. Per ora un'ipotesi, ma gli inquirenti che hanno messo insieme i filmati acquisiti dalle videocamere di sicurezza sospettano che un gruppo di giovani nordafricani, in parte pregiudicati o con precedenti e in parte nati in Italia da genitori stranieri, si stia facendo largo, colpendo senza moventi apparenti, spinti dalla voglia di controllare quella fetta di territorio che per lo Stato è zona rossa e uniti da una forma di odio per gli occidentali. Una teoria che ricorda da vicino quanto accaduto a Prato tra settembre e dicembre scorsi, dove Mohamed Hamid El Ardoui, 20 anni, è finito in una REMS, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari, per avere pestato e sfregiato 10 donne scelte a caso solo perché occidentali. È per questo che gli inquirenti gli contestano anche l'aggravante dell'odio etnico, cioè verso di noi praticamente. Anche il funzionario del Ministero del Made in Italy mandato in ospedale Made in Italy, dove ieri ha ricevuto la visita al ministro Urso, in coma farmacologico dopo il brutale pestaggio filmato in diretta dalle telecamere di sicurezza della stazione Termini sabato sera, sembra essere stato scelto a caso. Dopo l'aggressione aveva ancora addosso il portafogli con i documenti. La rapina, insomma, è esclusa, è qui che l'indagine cambia natura. E qua mi fermo, ma è la prima domanda che chiedo a tutti voi. Oh, comunisti, fascisti, che amate la politica, che odiate la politica, cosa sta succedendo nel nostro paese? Dove stiamo sbagliando? Sì, perché come cantava Luca Carboni tanti anni fa, ci stiamo sbagliando, ragazzi. C'è il centrodestra che sta governando ormai da anni, ma la violenza aumenta, violenza quasi sempre portata avanti da questi Maranza. Ho ancora negli occhi le immagini del Ponte dei Leoni di Monza che salta per aria. Avete visto su Instagram? Terribile. Il Ponte dei Leoni, per chi abita a Monza, ma anche per chi ha frequentato Monza, è il simbolo di Monza, insieme al Duomo, la gallina, la chioccia coi pulcini, la corona ferrea, quelle cose lì. Non potendo far saltare per aria la corona ferrea, almeno per ora, hanno fatto saltare il volto di uno dei leoni del ponte più famoso di Monza. Sono stati Maranza, è inutile dirlo, e speriamo che vengano beccati. Sai quello che mi fa paura? È che Monza è governata da troppi anni dal PD, troppi anni. E tutto questo sta facendo molto male a Monza, ma soprattutto alle bellezze di Monza. E chi a Monza ci deve passare o magari ha scelto di viverci, perché un tempo si viveva anche bene a Monza. Che ne pensate? 3406709659. Chiaramente non sono mica qui a dire che è colpa del PD, se ci sono i Maranza a Monza. No, assolutamente. Semplicemente magari si potrebbe fare qualcosa di più, ma è il governo che deve fare qualche cosa di più. Attenzione, Sammy, sei su un crinale molto pericoloso e ve l'ho detto, io vi attizzo, voglio eccitarvi, sì, alza bandiera, già a quest'ora del mattino è il minimo. Scrivetemi al 3406709659, solo WhatsApp, no SMS, se no poi quello ce li pubblica, e nello stesso tempo io tra 5 minuti
comincio a leggere i vostri messaggi. Già 86.000 euro per Emanuele. Carissimi lettori, vi devo un grazie. L'editoriale di Maurizio Belpietro oggi a pagina 3 del quotidiano La Verità. Guai a tacere se un militare può finire sul lastrico solo per avere fatto il suo dovere. La vostra generosità ci ha fatto raggiungere una cifra straordinaria. Non fermiamoci qui. Indignarsi non basta, bisogna agire. Il calvario è solo all'inizio per un uomo dello Stato. Possibile un processo civile con ulteriori richieste di risarcimenti e spese legali di difesa a suo carico. Questo giornale è da sempre al fianco di polizia e arma. Loro difendono noi, ma noi dobbiamo dargli una mano e sostenerli se finiscono nel mirino. Signori, in tanti ci state effettivamente scrivendo. Per avere informazioni vi consiglio di acquistare oggi il quotidiano La Verità, perché ci sono tutte le informazioni per aiutare questo vice brigadiere che dice: un gesto imprevisto mi dà forza. Il vice brigadiere si dice commosso per la solidarietà in un momento così difficile e sui social gli utenti stanno dalla sua parte. Meritava promozione e medaglia. E allora, se acquistate oggi il quotidiano La Verità, vedrete c'è il conto corrente, l'IBAN, la causale aiutiamo il carabiniere. Anche per chi ci ascolta dall'estero c'è IBAN e tutto quanto. Un gesto bellissimo che si può fare per lanciare un messaggio: io sto con le forze dell'ordine. E quella famosa canzone che ogni tanto mandiamo in onda, che si intitola Carabiniere spara, forse, nonostante sia forte, esagerata, eccetera, ha un suo senso. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, signori, che oggi è particolarmente ricco, è un motivo in più per acquistarlo, perché intervista anche, a proposito di una certa giustizia, Luca Palamara. Il sistema perverso delle toghe non è finito estromettendo me. E ce ne siamo accorti. Nel nuovo libro intervista con Alessandro Sallusti, l'ex presidente dell'ANM si toglie altri sassolini. Per chi fa parte dell'intreccio malato tra giudici e media, non vale ciò che vale per i comuni mortali. Insomma, dopo il sistema, Luca Palamara torna a svelare le magagne dei giudici italiani ad Alessandro Sallusti nel libro Il sistema colpisce ancora. Nuovo, come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici, in libreria per Rizzoli a partire da oggi. E oggi il quotidiano La Verità ne pubblica un estratto. La triade di questo potere prevede un PM, un ufficiale di polizia giudiziaria e un giornalista. Su di me, Corriere Repubblica, fecero uscire materiale riservato. Per conto di chi? Ragazzi, c'è un paginone di intervista, di approfondimenti e naturalmente di cose che escono proprio quest'oggi nel nuovo libro di Luca Palamara, a pagina 4 del quotidiano La Verità. Non mi arrendo assolutamente, no, vado avanti perché a pagina 5 si parla di scuola sulla Verità e scopriamo che sono state commissariate 4 regioni rosse. Ce l'abbiamo con i comunisti, vero? Come no? L'esecutivo interviene su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Non hanno approvato i piani di ridimensionamento previsti dal PNRR. Ira del PD che dice naturalmente, indovinate un po', manovra contro i governatori Dem. Intanto c'è la data del referendum sulla giustizia, 22 e 23 di marzo. Se volete saperne di più, se ne parla a pagina 5, ma anche su altri quotidiani, soprattutto quelli di sinistra, parecchio incazzati. Che fa incazzare noi invece è quello che è successo sulla sede della Lega a Modena. Imbrattata la sede della Lega a Modena con la scritta shock: Salvini come Moro.
Una minaccia che evoca le Brigate Rosse, apparsa sulla serranda della sede della Lega a Modena. La scritta nera porta come firma la A degli anarchici. Lo denuncia via social lo stesso Salvini, che replica citando Borsellino: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. E poi avanti per gli italiani a testa alta. E anche noi, come vedete, tra mille magagni e siamo avanti anche oggi. Anche oggi accoglieremo i vostri giudizi, i vostri pensieri, le vostre critiche, le vostre arrabbiature, che stanno arrivando copiose al 340 67 09 659, numero magico di Radio Libertà, per commentare in tempo reale la rassegna stampa, o così si chiama, di Sammy Varin. Il tempo di una canzone. Arriva con voi il pianista George Davidson. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Una delle composizioni più popolari dell'album For the Love of Music di George Davidson, dalle isole Cayman, poverino. Dopo serate e serate si è fatto conoscere un po' ovunque, gira il mondo e ha fatto tanti album, tutti chiaramente strumentali, pianistici. George Davidson con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, siamo qui a fare il punto della situazione notizie attraverso i quotidiani del mattino e le notizie che io reputo più interessanti, ma anche voi lo sapete, potete fare le richieste non musicali, ma le richieste di notizie scrivendo al 340 6709 659 e vediamo. Sono entrati troppi stranieri, specialmente nord e centroafricani, in questi anni senza nessun controllo, e quando sono qui vengono trattati meglio dei nostri poveri che non arrivano a fine mese con prole, come questa signora di cui l'ascoltatore ci manda il video. Vediamo cosa dice questa signora sul cursore, vediamo. Come fai a mantenere i tuoi bambini senza lavorare? Non ho tempo di lavorare, devo prendermi cura dei miei figli e prendo assegno unico e assegno di inclusione, sono totale 2.200 euro. Siamo in 5 in famiglia. Grazie mille. Siamo un popolo di coglioni. Poi vengono a rompere i coglioni agli imprenditori, ai liberi professionisti, ci massacrano di tasse e cercano di farci chiudere inculandoci su ogni piccola virgola che non abbiamo fatto. Andatevene a fanculo, cazzo. Diciamo che è un poco gentile video, è un populismo un po' becero, ma alla fine dice quello che pensiamo tutti noi, che quando arrivano questi immigrati sono loro gli attenzionati del vostro comune e della vostra città, nel senso che risultano poveri, poverissimi, non hanno nulla, magari al loro paese hanno la casa bellissima, eccetera, e quindi bisogna mantenerli, capisci? Chiaramente ricongiungimento familiare a go, tutto quello che la Lega vuole bloccare, tanto per, ok? La Lega, solo la Lega, e si sta litigando ancora su questo argomento, signori. Avremo modo di litigare e di arrabbiarci. Se lo volete, scrivetemi al 340 6709 659. Un po' incavolato e scurrile quell'italiano, scrive qualcuno, ma dovete dirlo alla nostra Meloni. Prima vengono le famiglie italiane, come sostiene Matteo Salvini. Lo so, te l'ho detto, ma purtroppo qualcuno di voi ha deciso di non votare Lega alle ultime elezioni. La moda è votare la Meloni, ma ripeto, ribadisco e discoribo, la Meloni sta lavorando benissimo. C'ha un piccolo problemino, è la premier ed è ostaggio completo di questa Europa, dei suoi alleati e non. Insomma, è bravissima a camminare in punta di piedi come una ballerina, ma determinate cose non le può fare perché è anche ostaggio di un centrodestra che non fa il centrodestra, o forse fa più il centro che la destra, mi chiedo io, ma no, perché anche la destra, insomma, che ha preso così tanti voti, e determinate cose non le sa fare. Solo la Lega, sono ancora qui a dirlo ancora una volta, ha questo coraggio. Dani, ci stiamo sbagliando perché non facciamo un cazzo, nonostante il governo cosiddetto di destra. Dobbiamo smetterla di essere buonisti e dobbiamo diventare razzisti come loro. Stiamo parlando di quelli negretti che se la prendono con noi occidentali. Non siamo noi occidentali che ce la prendiamo con i negretti, sono loro che ammazzano noi per rivalsa, perché noi abbiamo avuto il lavoro. Guarda, te ne stai al calduccio, Francesco, e non sei in giro a cercare lavoro, a stuprare, a violentare, o semplicemente magari sono anche brave persone a chiedere l'euro quando ti riportano via il carrello. Fanno pena, certo, poi però vai a leggere le cronache e vedi che qualcuno di questi poi ne approfitta per derubarti nel momento in cui ti sta scaricando la roba, chiudendoti il cofano sulla testa, tramortendoti e portandoti via tutto quanto. C'è da fidarsi, guarda che è una cosa terribile quella che sto dicendo, ragazzi, perché io mi faccio impietosire a volte da queste persone e non le aiuto più.
non li aiutiamo più, così come ci chiudiamo in casa, non apriamo più a nessuno, se ci suona il telefono, cazzo, non rispondiamo più, perché sappiamo che al 90% è una truffa. Vado avanti, ma vi sto fornendo abbastanza materiale per passare una giornata frizzantina. Buongiorno Sammy, per il carabiniere dovrebbe intervenire Mattarella e graziarlo, ma purtroppo non è un compagno rosso. Chiaramente noi prendiamo le distanze da questi messaggi poco ossequiosi verso il nostro presidente. Certamente sarebbe un gesto particolare, visto che Mattarella è capo di tutto, di qualunque cosa, non sarebbe male. Un'altra domanda: dove stiamo sbagliando? Come già detto ieri, non deve più venire nessuno se non ha un lavoro già pronto, deve essere chiamato perché c'è un lavoro e una casa pronta. Ma sai, penso un po' alla Bossi-Fini, si basava proprio su questa cosa, sul click day, ma hanno imparato a prenderci per il culo anche con il click day. Se poi un minorenne fa qualcosa e non si può accusare, paghi il genitore per il figlio. E questa è una cosettina caruccia che la Lega sta portando avanti. Ce lo permetteranno gli alleati di centrodestra? Fate subito qualcosa. Abbiamo figli che vanno a lavorare e vogliamo essere tranquilli. Carapina, già, ha ragione il signore incacchiato, ai clandestini tutti i bonus immaginabili, a noi il malus di supertasse, oltretutto in euro, ci scrive Gian. Bene, vi sto pompando abbastanza, ne sono felice, ma c'è altra roba che sta ardendo qui, pronta a essere ingurgitata, e la dovete ingurgitare. Rassegnatevi alla mia rassegna stampa, pericolo di fuga, Moretti resta in cella per almeno 3 mesi, ma occhio alla cauzione. Convalidata la custodia cautelare per il titolare del Constellation, rogatoria dei PM di Roma, contestato anche il disastro colposo. E chiaramente siamo contenti perché qualcosa si sta muovendo e adesso anche il comune, oltre ad aver ammesso, chiedo scusa, eccetera. Capito? Ti viene un attimo di dire delle cose. Speriamo che cada qualche testa, posso dirlo? Al comune di Crans-Montana si può dire, ok. Pagina 7, no, perché ci sentono anche lì, no? Pagina 7 della Verità. Altra verità che fa girare le scatole. Dopo vi prometto, vi leggo il manifesto, tutte le pagine del manifesto dopo. Per il sequestro dei bimbi nel bosco abbiamo già speso oltre 10.000 euro. Mamma Catherine e i suoi 3 figli costretti dai giudici a vivere in una struttura protetta dal 20 novembre. Mantenerli costa 244 euro al giorno. Eppure non c'era disagio. Il 23 gennaio la perizia psicologica sui genitori. Paginone oggi sul quotidiano La Verità, che è l'unico che insiste, grazie a Francesco Borgonovo, che avremo in diretta oggi alle 13, signori. Ogni martedì e giovedì conduce una trasmissione seguitissima e anche potente dal punto di vista mediatico, perché poi gli spezzoni li trovate su Instagram cercando Radio Libertà su Instagram. Bravo Borgonovo, vado avanti. Gli ayatollah uccidono ma corteggiano Trump. Le novità buone, sembra, sul fronte iraniano. L'Iran continua a reprimere le proteste, oltre 650 manifestanti ammazzati. Intanto però il governo ha avviato un dialogo con Witkoff. Resta aperto il canale di comunicazione con gli Stati Uniti. Il tycoon non esclude l'intervento militare, sebbene apra a un accordo. Quindi vuol dire che quando meno ce l'aspettiamo succederà qualche cosa. Vado avanti, certo, Trentini è libero, rientra in Italia grazie al premier e al governo, ma è interessante, in taglio basso, Gianluigi Paragone scrive: ora gioiscono pure i fan del tiranno. Dopo aver organizzato proteste per l'intervento nel paese sudamericano, Landini e compagni hanno la faccia tosta di celebrare rimpatri, resi possibili però proprio dal blitz statunitense. Che ne pensate? 340 6709 659.
Altra magagna sul tavolo che voi andrete certamente a guardare su Netflix, vi conosco bastardi. Soldi dei contribuenti per la serie Netflix su Fabrizio Corona, lo si celebra, lo si applaude, lo si rende un eroe. Giuli faccia qualcosa, perché? Perché con il metodo del tax credit, cioè non si controlla assolutamente a chi dà i soldi, l'importante è che sia una produzione che esca, che funzioni, che sia vista, eccetera. Si ottiene con criteri asettici tanto denaro, ma se un'opera del genere, cioè l'applauso corale per Fabrizio Corona, percepisce 800.000 euro, nel sistema c'è un problema, nel sistema c'è un problema, dai tutti in coro a casa, nel sistema c'è un problema, bravi, bravi, ancora, nel sistema c'è un problema. Dici che Giuli ci ha ascoltato? Beh, ragazzi, se lo scrive La Verità, che certamente non è piddino come giornalino, Vado avanti, signori. Piano pandemico ormai è tutti contro tutti. Sempre sul quotidiano La Verità. Maraglino, dirigente del Ministero della Salute, incalzato in aula, incolpa la politica e le regioni per il mancato aggiornamento del documento. Si chiude così il cerchio dello scaricabarile. Il capo gabinetto di Speranza aveva fatto lo stesso con i direttori generali. E anche qui, ragazzi, so che c'è una platea importante che cerca questi argomentazioni. Vi invito ad acquistare il quotidiano La Verità, anche perché poi intervista a pagina 14 Ettore Prandini. Si era vociferato che potesse essere un candidato magari al comune di Milano, il Marcosur, non era Mercosur, ma Marcosur, Marcosur come Marco tedesco, fa soltanto gli interessi dei tedeschi. Noi in piazza per cambiarlo. Il capo di Coldiretti, Prandini, oggi intervistato sulla Verità, dice: l'agricoltura diventa merce di scambio, ma ci perderanno anche altri settori. Falso che ci abbiano dato soldi in più. L'Europarlamento viene esautorato. Il copyright è di Vincenzo Gesmundo, il battagliero segretario generale, ma ormai Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, in prima linea nella difesa delle imprese agricole, ne associa 1,5 milioni, utilizza la battuta per stigmatizzare il pasticciaccio brutto del Mercosur. Attenzione, si chiama Marcosur. Cerchiamo di capirne le criticità e una cosa è sicura: il 20 gennaio la Coldiretti sarà a Strasburgo con altre decine di migliaia di agricoltori di tutta Europa per protestare contro la Commissione UE, che a quanto pare è del tutto indifferente ai voleri di cittadini e delle imprese. Signori, interessante intervista quest'oggi sul quotidiano La Verità, che fa arrabbiare soprattutto perché l'Italia pare che sia d'accordo su questo Marcosur. Noi siamo l'ago della bilancia e siamo d'accordo? La Lega ha già detto che voterà no. E posso dire ancora quella frase: solo la Lega. Mamma mia, come mi fa incacchiare questa cosa, solo la Lega. Hai capito bene. Vado avanti, signori, certo, è chiaro, schiaffo al Made in Italy, già pronto un accordo beffa tra Unione Europea ed India, cioè non mancava, c'era già il Marcosur. Merz vede Modi e auspica la firma dell'accordo di libero scambio il 27 gennaio. Secondo uno studio di Bruxelles, nel migliore dei casi il PIL europeo salirà dello 0,2%, quello indiano dell'1%, altra mazzata in arrivo per gli agricoltori, guai pure per il tessile. Cioè, tu adesso mi dirai, ma una bella notizia sul quotidiano La Verità non la trovi? No! Non ci sono belle notizie sulla Verità, ma proprio per questo che vi invito ad acquistarla, perché oggi è forse il giornale più potente che merita il vostro acquisto, merita sicuramente anche la lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano, che dice:
il governo mente, il CSM è il più severo d'Europa. Oh, crolla anche la balla dei magistrati impuniti, hai capito? E poi il caso della data, il governo ufficializza il 22-23 marzo per il referendum sulla giustizia, il comitato scrive al Colle, l'Italia punisce ogni anno lo 0,5% delle toghe, 0,2 in Spagna, 0,1 in Francia, insomma ancora una volta certo la colpa è della Meloni. Bada ben, bada ben. Vado avanti, signori. Sì, un giro anche su Repubblica, ve lo faccio? O preferite il Corriere? Ditemi qualcosa in tempo reale. Repubblica per voi comunisti, la solfa comunque per fortuna è sempre quella. Trentini torna a casa e meno male. All'interno di Repubblica certamente Alberto è libero, una sorpresa, datemi una sigaretta che non è un buon vizio, però possiamo immaginare come abbia vissuto in quei giorni. La festa a Venezia, le campane all'alba, la mamma, gioia immensa, grazie eccetera. E poi la sorpresa che Repubblica ci dà in un paginone: Masciado vede il Papa, ci aiuti sui prigionieri. La Nobel, lo sapete, è quella insomma che è stata premiata per la sua voglia di cambiamento in Venezuela, a sorpresa dal Papa, cerca la sponda della Chiesa prima del viaggio a Washington e sicuramente la notizia è interessante. L'Iran mostra i muscoli filogovernativi in corteo, coprifuoco nella città, i nemici di Dio vanno impiccati, così Erfan rischia la pena di morte, è il terribile avvertimento del procuratore generale in Iran. Per i manifestanti possibile la condanna capitale, il primo può essere questo giovane 26enne di una località a ovest di Teheran, potrebbe essere il primo manifestante a essere messo a morte dallo scoppio delle proteste a fine dicembre. Interessante l'intervista a pagina 11 di Repubblica con l'ex generale statunitense Petraeus. Regime saldo potrebbe sopravvivere a un attacco americano. Stiamo assistendo alle proteste più serie degli ultimi decenni, ma non si vede un'alternativa, dice David Petraeus, ex generale, capo delle truppe USA in Afghanistan e in Iraq, che non ci ha fatto alla fine una bella figura in Afghanistan, quando vi ricordate le scene che ce ne andiamo via tutti quanti, corrono dietro all'aereo e poi il giorno dopo sono ritornati tutti quanti in burka. Il paese ha toccato il livello più basso della sua storia, potrebbero vivere bene, invece l'economia è in crisi, la gente ormai è stanca. Dopo le minacce Trump deve agire, altrimenti comprometterà la deterrenza USA, però potrebbe non bastare a rovesciare gli ayatollah. Paginone a pagina 11 del quotidiano La Repubblica per parlare del futuro dell'Iran. Intanto Teheran apre il canale con gli USA, pronti alla guerra, ma trattiamo questo ed altro sul quotidiano La Repubblica. E noi naturalmente, c'è anche la pagina sulla scuola che viene messa in modo decisamente diverso. A pagina 20 scrive Repubblica: offensiva del governo contro le regioni di sinistra, arriva il commissariamento. Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna non avrebbero accorpato gli istituti come prevedono gli accordi per il PNRR. La Meloni dice: colpa di Draghi, potevate dirlo a lui. Colpa di Draghi, dice in sostanza Giorgia Meloni, quando si ritrova nel chiuso di Palazzo Chigi le 4 regioni rosse in via di commissariamento per il comparto scuola. Tutte accusate, per dirla semplice, di non avere sforbiciato abbastanza. È una riforma del governo precedente, potevate lamentarvi prima, non prendetevela con me, la sortita della Premier, come raccontano più fonti presenti. E in effetti, insomma, dare sempre la colpa perennemente alla Meloni, ma lo sapete, è una voglia di sinistra. Siamo sempre su Repubblica, allarme voto anticipato e la Lega frena.
sulla riforma elettorale. Giovanna Vitale oggi ne parla sul quotidiano Repubblica, pagina 23. Candiani, che è un parlamentare della Lega, dice: la nuova legge non è una priorità, uno stop anche da Tajani, più importante il referendum di primavera. Non è una priorità, in effetti. Chi di voi naturalmente ha questo desiderio di cambiare la legge elettorale? Normalmente si dice i partiti, perché c'è la paura che se si forma questo blocco di centro-sinistra questo possa vincere, e siccome il prossimo Parlamento sarà quello anche che eleggerà il Presidente della Repubblica, mi fa venire fame questa cosa. E insomma, avere un Parlamento un po' più di centrodestra, uno dice chissà mai, no? Mi viene da piangere, no? Perché penso che probabilmente ci sarà sempre lo stesso, dici non se ne va, sarà ancora lui, Mattarella. Secondo me scappa a un certo punto. Non è una priorità. Alto là della Lega sulla legge elettorale rischia di scombinare i piani di Giorgia Meloni. E sì, perché l'accelerazione impresa dai Fratelli d'Italia, che ormai si chiamano solo Fratelli, ragazzi, e mi viene sempre da grattarmi quando sento parlare dei Fratelli, per introdurre il sistema proporzionale con premio di maggioranza, si è subito infranta contro il muro degli alleati, impegnati in una dura trattativa interna per evitare di finire cannibalizzati dal partito della Premier. E che siamo cibo per la Meloni, che con l'abolizione dei collegi uninominali punta a fare il pieno dei seggi a scapito loro. Matteo Salvini e Antonio Tajani si sono messi di traverso, spinti anche dal timore che una volta approvata la riforma la capa del governo ceda alle tentazioni di anticipare le elezioni politiche. Non sono commestibile, cara Meloni. Vado avanti, certo, vai tranquillo, perché Moretti resta in carcere. Sentite che sto tamburellando, ma può uscire su cauzione. No al comune parte civile. Confermato l'arresto per 3 mesi di Moretti, il legale dice non intende sottrarsi alla giustizia. Schiaffo della procura, respinta la richiesta dell'amministrazione di Cras Montana. E poi terribili racconti di quello che è successo quella notte, la notte del primo dell'anno, era appena passata mezzanotte, sulle scale una palla di fuoco e poi quei corpi calpestati. Nelle carte il film della strage. Non leggete questo articolo perché fa veramente male alla salute. Ancora su Repubblica, ne abbiamo parlato prima perché è stata la prima Repubblica a parlarne e ora prosegue. Tasse troppo alte per medicina a Tirana, Bernini ordina lo stop. Torniamo sul caso dei 200 studenti che hanno fatto il test in Italia ma sono stati dirottati in Albania. Sì, ma perché l'avevano messa tra le scelte, mica perché siamo cattivi. La ministra dell'università richiama Tor Vergata e dice non possono pagare 10.000 euro l'anno perché è una sede distaccata. Insomma, Bernini dice considero sbagliata la scelta dell'università di Tor Vergata di applicare un livello di tassazione così elevato agli studenti assegnati alla sede di Tirana, ok? E naturalmente se vi è capitato, se avete parenti e amici a cui è capitata questa cosa, certo non hanno preso voti altissimi per finire lì, però c'è un paginone oggi solo sul quotidiano La Repubblica che si occupa anche della Barbie autistica. Nasce la Barbie autistica, protestano le famiglie, operazione grottesca. Lo sapete, le Barbie ci abbiamo giocato tutti quanti, cacchio, io giocavo con Big Jim e Big Jeff. Big Jim è quello che gli schiacciavi la schiena e faceva con il braccio, karate, no? Però le Barbie sono robe storiche. Le Barbie nel tempo ne hanno prodotte di tutti i tipi. C'è la Barbie in carrozzina, la prima della serie sulla disabilità, lanciata nel 97. La carrozzina non entrava però nell'ascensore della casa di Barbie. Guarda un po'. Nel 2024 Mattel ha lanciato la Barbie cieca,
dotata di un lungo bastone e occhiali da sole e dettagli in braille per bambine non vedenti. Nel 2025 è arrivata la Barbie con il diabete di tipo 1, con al braccio un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia, alla vita una pompa per l'insulina. Adesso nasce la Barbie autistica, ma le famiglie dicono operazione grottesca. Cuffie e fiore antistress è il nuovo modello creato dalla Mattel con un'associazione americana, ma in Italia l'idea non piace. A vederla così, con le cuffie rosa in testa, uno strano fiore al dito, gli arti snodabili, il vestito largo alquanto inedito per la sempre sinuosa Barbie, il primo pensiero non si associa. Poi certo, a guardarla bene, leggendo le istruzioni, si nota lo sguardo un po' obliquo di chi forse non guarda negli occhi. Si scopre che quella bizzarra margherita rosa sarebbe un dispositivo antistress. Le braccia snodabili dovrebbero evocare il famoso sfarfallio delle mani presente in alcune forme di autismo, mentre le orecchie coperte sarebbero poi un riferimento all'ipersensibilità uditiva, come se una bambola, seppure pensata dall'accortissima Mattel e creata con il supporto dell'Autistic Self-Advocacy Simulator, potesse riunire in sé tutte le evidenze di una disabilità vastissima, spesso non catalogabile, con differenze ciclopiche tra un caso e l'altro. Parliamo della Barbie autistica, l'ultima nata della collezione di bambole inclusive e politicamente corrette lanciate dalla Mattel. Paginone a pagina 31 di Repubblica con Alessandra Corica che dice: no a stereotipi, ma è positivo che se ne parli. E certo, e come dico sempre io, magari è positivo anche invitare queste persone a parlarne. I social dovrebbero servire a questo, e la televisione, che ancora esiste, non dovrebbe avere sul palco soltanto gay, lesbiche, transessuali, ma anche una persona in carrozzina ogni tanto, che può essere anche molto simpatica e rompe meno i coglioni rispetto a gay, lesbiche, transessuali che stanno girando completamente la frittata e noi siamo omofobi, eccetera, eccetera. Cerchiamo di parlare anche di altre categorie. Tranquilli, è una battaglia persa contro i grandi, grossi, grassi network che parlano, fanno parlare, ospitano soltanto persone che hanno milioni di follower. Se no non ti chiamano mica a parlare in quella radio. Dai che ci fermiamo, c'è la pausa delle 8:30, tutti fermi perché tra poco arriva la nuova canzone di Valentino Aquilano. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Flussi meridionali più umidi riporteranno un aumento termico, ma anche tante nubi, specie centro-nord. In mattinata tanta nuvolosità sulle regioni del nord e su quelle tirreniche, con piogge su Liguria di Levante e Alta Toscana, più asciutto altrove. Nel pomeriggio pochi cambiamenti, il sole splenderà solo su Sardegna, regioni del Basso Adriatico, Calabria e su alcune zone della Sicilia. Qualche velatura sulle Alpi. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane
selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, sono Valentino Aquilano e questo è il mio primo singolo, E intanto è il tempo. Scritto e composto da Giorgio Rei e Lorenzo Fiorentino, è un brano che parla del tempo che scorre, dei nostri ricordi. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali. Ciao! Hai mai pensato ad un profumo tipo quello del pane? Ti porta indietro quando eri bambino, un sacchetto gigante, ne mangiavi metà. Hai mai pensato ad un colore tipo quello del mare, quando tuo padre ti insegnava a nuotare? Quanta paura e quanta felicità. E intanto il tempo ti regala una ruga che ci portiamo in viaggio, quello che perdi fuori, poi lo ritrovi dentro. E il fatto è che nemmeno te ne accorgi. E intanto il tempo ti allontana da casa, o almeno ci prova, ma tu fai sempre gli auguri e a tua madre una rosa. Il fatto è che nemmeno te ne accorgi. Hai mai pensato ad un rumore, il suono del citofono, il 4 sul diario, cosa dire, cosa inventare? E intanto arrivava papà. Hai mai pensato ad una scelta sbagliata che hai fatto? A quella scelta, magari sbagliata, ma non del tutto. Guardi le foto, un pensiero va. E intanto il tempo ti regala una ruga che ci portiamo in viaggio, quello che perdi fuori, poi lo ritrovi dentro. E il fatto è che nemmeno te ne accorgi. E intanto il tempo ti allontana da casa, o almeno ci prova, ma tu fai sempre gli auguri e a tua madre la spesa. E il fatto è che nemmeno te ne accorgi, nemmeno te ne accorgi. Hai mai pensato ad un silenzio che rimbomba nella testa, che ti porta avanti, magari a 100 anni, dove tutto sono ricordi?
È una caramellina con un sapore che ti resta in bocca, poi ti resta in mente, ti resta nel cuore. Questo pezzo di, come si chiama? Valentino Aquilano, ok? E intanto il tempo. Pensate che questo artista ha creato tempo fa il progetto Ciao Lucio con l'obiettivo di esaltare le melodie, i testi, la teatralità, l'anima del grandissimo Lucio Dalla e di non farlo dimenticare. E celebra regolarmente Lucio Dalla in vari concerti e tributi. Da cercare sicuramente sugli store digitali e su YouTube questo pezzo E intanto il tempo di Valentino Aquilano, con un saluto a Giorgio e Lorenzo che fanno parte della squadra, del team di produzione. Sono le 8:38, buongiorno, buon mattino, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, buongiorno a tutti quelli che ci seguono anche sui social, su YouTube, su Facebook, cercando Lega Salvini Premier. E fatemi sapere cosa ne pensate delle notizie di oggi. Le vostre proteste, le vostre proposte sono convogliate al 340 67 09 659 e più tardi leggiamo tutti i messaggi. Intanto sono sul quotidiano Il Corriere per un buon motivo. Ricordate, se vado su un quotidiano c'è sempre un buon motivo, non leggo pedissequamente i giornali. No, questa è una rassegna stampa interessata perché cerchiamo di parlare di territorio, di Lega, di centrodestra, ma in generale di buona politica. Non me ne frega niente della Lega. Se arriva una buona notizia dall'altra parte politica, io ve la do. Trentini libero, grazie Italia, titolo principale in prima pagina, ma subito all'interno ci fa arrabbiare a pagina 14, rischio di fuga, Moretti resta in cella, ma potrà uscire pagando la cauzione. E voilà, signori. E la frase, Jessica disse questa frase alla cameriera prima della strage: c'è poca gente, fanne entrare di più. Bertolaso al Niguarda, per i feriti è dura, li curiamo come figli. E paginoni ancora anche sul quotidiano Il Corriere, che vado a visitare però perché a pagina 19 mette una notizia che altri non mettono, che arriva dalla Corsica. L'ex leader nazionalista ucciso ai funerali della madre. Orsoni, o Orsoni se volete, aveva 71 anni, era già scampato un agguato, freddato con una sola fucilata. Il cecchino è in fuga. Alain Orsoni, 71 anni, ex leader del nazionalismo corso, riconvertito negli affari ed ex presidente della squadra di calcio della CIA Ajaccio, è stato ucciso ieri con un sol colpo di fucile sparato da lontano mentre assisteva ai funerali della madre Marinette nel cimitero di Vero, 25 km nell'entroterra di Ajaccio, in Corsica. L'autore dello sparo è in fuga. Il padre decorato in guerra, attentati, calcio, amnistie, vita e morte del bel Alain, violenze e sogni di indipendenza. È stato anche dirigente sportivo e chiaramente qualcuno di voi, anzi Andrea Rognoni, che conduce una trasmissione di cultura padana e non soltanto su queste frequenze, mi ha scritto: raggiunge il cielo il collega sardo da te citato più volte, il mitico Doddore Meloni, di cui abbiamo parlato negli anni a proposito, quando era di moda una cosa che si chiama secessione, o se preferite autodeterminazione dei popoli. Con un saluto naturalmente a chi resta della famiglia di Doddore Meloni, che si è lasciato morire di fame e di sete in carcere, tanto per farvi un'idea, ma la cosa non ha assolutamente spostato l'attenzione dei mass media, non la nostra, visto che lo abbiamo ospitato fino all'ultimo su queste frequenze, a differenza di altri, certo. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, anche qua la polemica sulle scuole commissariate, 4 regioni e polemica. Il governo interviene su Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna, l'opposizione mossa contro di noi.
Va bene. E poi le buone notizie, certo, è Milano-Cortina, sempre meno, da 170 paesi, 130.000 candidature. La selezione, il programma, il codice etico si occuperanno tra l'altro di accoglienza, trasporti e rapporti con le delegazioni. Di che parliamo? Della carica dei 18.000 volontari dello sport che unisce. Olimpiadi invernali, paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, dedicato appunto ai volontari che daranno una mano su questo bellissimo evento, di cui magari parleremo ancora domani, visto che alle 9 del mercoledì abbiamo il sottosegretario Alessandro Morelli. Avanti con le notizie, e oggi voglio esagerare, passo dalla Repubblica alla Stampa, ragazzi, è roba veramente da Radio Popolare, ma sì, esageriamo, però sulla Stampa c'è il buongiorno di Mattia Feltri, c'è un motivo, vedi, intitolato "Sarà per la prossima". A sinistra, comprensibilmente, non sono contenti di passare per amici dei dittatori e così un paio di esponenti qualificatissimi del nascente campo largo e più sovente accusati di intelligenza col tiranno hanno colto l'occasione degli orribili eventi iraniani per cercare la giusta posizione. I due sono Arturo Scotto, quello che è salito sulla flotilla, e Giuseppe Conte, il primo deputato del PD tra gli animatori delle piazze e delle flotte pro Gaza, e per questo talvolta sospettato di tolleranza con gruppi vicini o indugianti con l'antisemitismo e con Hamas. Si è detto sicuro che presto verrà organizzata una partecipata manifestazione in sostegno al popolo iraniano, non che si possa indire in pochi giorni, c'è voluto tempo anche per preparare le grandi manifestazioni in favore dei palestinesi, ma non c'è fretta. Le proteste delle ragazze per la loro libertà dalla teocrazia iraniana e per cui vengono arrestate, stuprate, uccise, sono cominciate nel settembre 2022. Dopo l'assassinio di Masha Amini. Si è aspettato 3 anni e 3 mesi, si aspetterà ancora. Invece Conte, sempre così comprensivo con le rivendicazioni dei Maduro e dei Putin, si è stavolta augurato un deciso e rapido lavoro diplomatico per porre fine al massacro e come al solito ci ha capito poco. Per porre fine al massacro basterebbe porre fine alle proteste. Invece le proteste vanno avanti da 3 anni e 3 mesi e da 3 anni e 3 mesi va avanti il massacro e succede perché il popolo iraniano da 3 anni e 3 mesi si fa sparare addosso perché non vuole semplicemente porre fine al massacro, ma porre fine a un'orrenda tirannia. Non è difficile. Ne parla Mattia Feltri oggi in prima pagina, sorprendentemente, ma mica tanto, sul quotidiano La Stampa, che parla del voto a primavera. Consiglio dei Ministri fissa il 22-23 marzo la data del referendum, al via la corsa elettorale, insorgono le opposizioni, ma attenzione, la pagina che voglio io è la numero 18. Carroccio contro gli alleati. Per strade sicure necessari più militari, ed è una delle polemiche di queste settimane. Perché? Perché Crosetto vuole polizia e carabinieri per le strade, ma le assunzioni sono bloccate. Forza Italia dice servono forze dell'ordine, l'esercito ha compiti diversi. Ieri il ministro della difesa Guido Crosetto si è riaffacciato in Consiglio dei Ministri, scrive Federico Capurso oggi sulla Stampa. Non si faceva vedere da un po'. E intorno alla sua assenza si erano fatte molte ricostruzioni più o meno maliziose, così adesso anche il suo ritorno per reazione viene notato e sottolineato negli ambienti di Fratelli d'Italia, come per dire che se in passato c'erano state posizioni non sempre perfettamente allineate tra il partito e il ministro, adesso è tutto alle spalle. E una prova di compattezza le truppe di Fratelli d'Italia promettono di offrirla di fronte all'offensiva che la Lega sta portando avanti sull'operazione Strade Sicure, creando
creato turbolenze all'interno della coalizione Turbo. Da tempo Crosetto ha espresso la volontà di rivedere l'operazione, nata nel 2008 e che oggi impiega 6.800 militari con funzione di controllo e deterrenza nei luoghi più sensibili e affollati delle grandi città. Questo impegno però porta con sé una serie di difficoltà organizzative e di organico per le forze armate, oltre ad alcuni problemi legati all'assenza di piene garanzie legali, perché i militari non hanno gli stessi poteri di un poliziotto o di un carabiniere. Non possono intervenire di fronte a un crimine, ma devono chiamare le forze dell'ordine. Crosetto vorrebbe quindi sostituirli gradualmente con altrettante divise della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza. Sì, ma se adesso non ci sono, sai com'è, a Crosè. Lo dice da quando è diventato ministro, ma non si è mai presentata l'opportunità di intervenire in quella direzione. E in questo momento è semplicemente impossibile. Il Viminale riesce solo ad assicurare il turnover di chi va in pensione. Per delle corpose nuove assunzioni nelle forze dell'ordine non ci sono risorse. Nulla si dovrebbe quindi muovere nei prossimi mesi, forse fino alla prossima legge di bilancio. La Lega, nel frattempo, viaggia con una certa decisione in direzione contraria a quella di Crosetto. Vuole aumentare di almeno 1.000 unità il numero di uomini e donne dell'esercito impegnati in strade sicure nel nome della sicurezza. Sa che questa battaglia dal punto di vista comunicativo rappresenta un passaggio utile a presentarsi come il partito securitario del centrodestra, e perché forse non lo siamo, cara mia La Stampa. Il Carroccio aveva già avanzato la sua richiesta 2 mesi fa, con una proposta firmata dal deputato Eugenio Zoffili che da giovedì inizierà l'esame in commissione alla Camera, giorno in cui tra l'altro il leader dovrebbe riunire tutti i gruppi leghisti proprio per mettere in sicurezza, e lo sto cercando, in sicurezza che cosa? In cima all'agenda del partito. C'è qui Parlamento, mi disturba, stavo leggendo così bene, ero così interessato. Niente, comunque, lo so, l'orologio, va bene. Polemiche sterili, metteremo più agenti, nessuna intenzione di sguarnire le città, dice Matteo Perego, sottosegretario di Forza Italia. Le forze armate vanno impiegate nelle missioni internazionali come nei Baltici, in Libano, in Kosovo, e insomma la Lega non potrà avere più forze armate. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, cerco per quanto possibile di toccare alcuni punti che sono stati trattati durante la discussione generale e dove ho rilevato, secondo me, mia opinione, alcune lievi imprecisioni. Alcune lievi imprecisioni che però, come dire, si possono trattare o, non dico smentire, però insomma diciamo che i numeri di solito hanno la testa dura, come si dice, no? Cioè io posso probabilmente avere delle opinioni diverse su come possono essere utilizzati, ma alla fine i numeri sono quelli. E noto, poi magari qualcuno mi correggerà, che un refrain degli anni scorsi che era legato a ma non mettete i soldi sulla sanità, finalmente mi pare che taccia, perché partendo dalla cifra più grande abbiamo quasi 8 miliardi in 3 anni in più sul fondo della sanità. E questo, guardate, quando io studiavo economia aziendale, quindi bilancio, una delle cose che mi dicevano era il bilancio è un aspetto un po' filosofico, no? Cioè ci sono certe poste che possono essere valutate in modo diverso e simili, però una delle cose vi suggerisco quando affrontate un bilancio: cominciate dalle cifre grandi, prendete cifre grandi, poi dopo andate a scendere e magari capite quantomeno bene di che diamine si sta parlando. Cominciamo dalla cifra più grande di tutti, che è guarda caso proprio la sanità. L'unico, diciamo, ricordo di cose passate è stato ma in rapporto al PIL. Ma questa veramente io la sento spesso, sta storia che il fondo sanitario deve essere in rapporto al PIL, ma è una cosa che faccio fatica a comprendere. Ma scusate, ma se il PIL sale, cos'è? Ci ammaliamo di più? Io non capisco, veramente è una cosa che non capisco. Cioè noi abbiamo un'economia che cresce.
L'economia che cresce perché tutti diventiamo più ricchi, fortunatamente, e improvvisamente, dato che siamo più ricchi, non so, ci viene il colesterolo, diventiamo obesi, quindi andiamo più in ospedale. È il contrario, cioè è quando cala il PIL, è quando le politiche tipo quelle che avevano imposto alla Grecia avevano portato i bambini a morire, che serve più spesa sanitaria. Invece no, è proprio il contrario, quando scende il PIL che ci vuole più aiuto dello Stato come assistenza sanitaria. Invece quello che conta è quante risorse si mettono, e in questo caso, in questa legge, si mettono, ripeto, quasi 8 miliardi in 3 anni, che è la risposta migliore ai tagli fatti da Renzi, fatti da Gentiloni, fatti da tutti questi governi, perché i numeri non mentono, sono lì, non ha tagliato un altro, ha tagliato Renzi, ha tagliato Gentiloni, ha tagliato Monti. Questi sono stati i governi che hanno tagliato. Ecco, qui si mette 8 miliardi in più nel fondo sanitario. Altra cosa, scendiamo sempre verso i numeri grandi, 3 miliardi e mezzo dei fondi per le imprese. Senatrice Fregolent, grazie. 3 miliardi e mezzo trovati per le imprese, e tutti dicevano ecco manca l'aiuto per le imprese, vengono abbandonate le imprese. Io credo che le imprese avranno di che essere molto soddisfatte per la loro quota che hanno avuto di questa legge di bilancio, perché troveranno poi, ripeto, ognuno, tante volte i provvedimenti sono stati guidati dall'impresa stessa, e quindi cerchiamo per quanto possibile in un rapporto di fruttuoso dialogo di venirci incontro. Non si sarà mai contenti, perché ovviamente il mondo delle imprese non è mai uguale, qualcuno sarà più contento, qualcuno meno, ma dal punto di vista dell'impegno 3 miliardi e mezzo credo che sia una cifra assolutamente rilevante. E il taglio IRPEF, che tutti hanno detto da parte dell'opposizione ma pochi centesimi di qui, però vale 3 miliardi, cioè sono 3 miliardi in più che rimangono nelle tasche dei cittadini italiani. E quindi, per carità, uno potrà dire sempre che si può fare di più, ma quando venivano tagliate quando venivano tagliati gli stipendi e venivano aumentate le tasse per il ceto medio dicendo che erano ricchi, perché di solito succedeva così con i governi di centrosinistra: quando uno aveva 50.000 euro di reddito era uno sporco ricco da inseguire. Ecco, in questo caso invece noi vogliamo riconoscere una cosa banale, che di solito chi dichiara 50.000 euro all'anno non è un ricco, è di solito un fedele contribuente, perché dichiara 50.000 euro, scusate, magari, che dichiara 50.000 euro all'anno, e di solito è un lavoratore dipendente che quindi dichiara con la massima volontà di lavorare e di portare avanti il paese, dichiara quella cifra e normalmente era additato come ricco. Ecco, noi invece cerchiamo con questa legge di venirgli un po' incontro, e penso che non sia sbagliato. E dove sono le fonti di questi denari che vanno in queste 3 direzioni, soprattutto per questa legge di bilancio? Beh, soprattutto da banche e assicurazioni, una cosa che voi non avete mai avuto il coraggio di fare. Cioè, qui stiamo parlando di 12,2 miliardi in 3 anni che vengono fornite soprattutto dal settore delle banche e delle assicurazioni, ma non perché noi odiamo le banche e le assicurazioni, noi amiamo le banche e le assicurazioni, semplicemente riconosciamo che c'è stato un periodo particolarmente favorevole per i loro profitti, perché se parliamo di 50 miliardi all'incirca all'anno in questi ultimi anni, capite bene che probabilmente, a fronte di un settore che non solo fa questi enormi utili, ma dall'altra parte neanche però assume, perché di solito un settore quando è in crescita, quando fa grandi utili, assume tanta gente e allora lo si lascia andare. No, qui invece è il contrario, ci sono tanti utili e a fronte invece abbiamo un calo dell'occupazione, perché ci si sta spostando verso un modello sempre più simile a quello di un'app. E beh, ma allora cosa deve fare il governo se non deve intervenire in una situazione del genere? Cioè, dobbiamo lasciare che gli utili arrivino a 100 miliardi e l'occupazione arrivi a zero? Io penso che invece quello che è stato fatto sia una cosa minimamente, dal mio punto di vista, si sarebbe potuto
persino incidere di più, ma è ovvio che ci devono essere degli equilibri e anche le banche fanno parte del sistema produttivo e poi incidendo in modo eccessivo poi ci sarebbe stato magari qualche ripercussione sul credito. Quindi dal punto di vista di quello che si poteva fare credo che sia stato fatto oggettivamente con una proporzione assolutamente corretta. Per quanto riguarda le pensioni, le pensioni sì, certo, c'è stato uno scontro, c'è stato un intervento, ma questo semplicemente perché, guardate, quelle coperture che c'erano sulle pensioni non erano delle coperture effettive, cioè non è che l'anno prossimo ci sarebbe stato un prelievo sulle pensioni oppure sarebbe saltato il riscatto della laurea, erano delle poste messe in un lontano futuro, no? Con l'intento, peraltro dichiarato in aula dalla Camera del Ministro, di cancellarle. L'unica cosa che è stata fatta, e qui arriva forse la sensibilità del Parlamento e dovreste esserne fieri tutti rispetto al governo, perché il governo sono due lavori diversi, il governo magari sente Dombrovskis, il Parlamento sente il signor Rossi, ecco, anche parlando, e sono due cose che sono utili tutte e due, da una parte l'interlocuzione sui massimi sistemi, dall'altra parte il contatto con la gente. E parlando del contatto con la gente, anche una posta tecnica è difficile da spiegare e quindi dal nostro punto di vista era necessario dare un segnale che le loro pensioni erano al sicuro. Per questo è stata fatta questo intervento e alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Per quello che riguarda infine una cosa che ovviamente mi sta a cuore, che è l'oro. Io ho sentito anche qui delle lievi imprecisioni e il fatto che ci siano delle lievi imprecisioni sulla terza riserva aurea al mondo capisce quanta necessità c'era di un intervento legislativo su questa cosa, perché io ho sentito l'oro è della BCE, l'oro è dello Stato ma non si può vendere, ma ragazzi, ma specialmente chi ha detto l'oro è della BCE, ma fate una prova, andate in Germania e dite ai tedeschi che il loro oro è della BCE, non è della Bundesbank. Vediamo che cosa vi rispondono. Ma andate in Francia. Senatore Manca, grazie. Andate a dirgli che l'oro in realtà è della BCE e non è del popolo francese. Quindi c'era un'anomalia e vorrei ricordare una cosa sempre per capire come funziona. Quando la BCE è nata, tutti i paesi dell'Eurozona hanno conferito dell'oro per far nascere la BCE. Noi ne abbiamo conferito 140 miliardi. La Germania è più grande, ne ha conferite circa 200. Gli altri paesi sono più piccoli, ne hanno conferite di meno, fino a che non arriverà la Lituania di Dombrovskis che avrà conferito alcune catenine. Il punto però che cos'è? Che questo è quello che abbiamo conferito, punto, il resto è nostro, questo dovrebbe essere chiaro, perché se no altrimenti si avrebbe il paradosso che... Senatrice Fregolen, no, ha detto che è nostro, non ha detto una bestemmia, prego. No, sto dicendo la pura verità. Sto dicendo la pura verità, perché altrimenti si avrebbe il paradosso che noi, che grazie al lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni abbiamo la terza riserva aurea del mondo, ci troveremmo a garantire, per esempio per la Spagna, che dietro un altro leader di sinistra come Zapatero su oro l'ha venduto tutto e quindi loro non hanno neanche più un bottone di oro. Noi abbiamo la terza riserva aurea, secondo questi geni qua della sinistra noi dovremmo garantire per tutti, ma è una follia. Meno male che è intervenuto Malan, con questa proposta che riprende la mia proposta di legge del 2018 per mettere un punto fermo. E questa cosa, vi assicuro, avrà un'importanza fondamentale, vedrete in futuro quando... E io ci tengo anche a lasciare... Attenzione, grazie, lasciate che faccia delle previsioni anche il senatore Borghi, perché potete... No, ha detto avrà un'importanza, magari ha ragione, prego. Grazie Presidente, ho tenuto anche oggi a specificare che il fatto che la volontà del legislatore è che l'oro sia dello Stato, del popolo italiano, è chiaramente quella di questa legge, perché so che questo verbale verrà guardato in futuro e vedete voi. Quindi vedrete se non sarà così. E la volontà del legislatore è esattamente... Prego, ma senatrice, ma perché non mi pare
che ci sia da arrabbiarsi. Ha detto vedrete che verrà visto, può darsi sì, può darsi no, lasciamolo parlare. Non stiamo facendo nessuna anomalia. C'è da arrabbiarsi. Tutta Europa, la stessa Europa che voi prendete come modello, le banche centrali detengono e gestiscono. Si rivolga a me però, grazie. Vabbè, questa dell'oro l'abbiamo capito, ci avviamo a concludere. Ma io guarda, concludo anche subito, perché secondo me noi qui abbiamo fatto, date le condizioni e dato il saldo finale, che come è stato ricordato è la cosa più dal collega Garavaglia, la cosa più importante, è stato fatto un ottimo lavoro, ed è stato fatto un ottimo lavoro anche dal Parlamento, perché per una volta questa legge è stata chiaramente migliorata dal lavoro parlamentare, dovremmo esserne fieri tutti. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Fosse un viaggio, vorrei capire l'atterraggio, perché l'amore viene e va, fa un passo avanti ogni mia metà, al nostro primo appuntamento, non sai cosa avevo dentro, le delusioni che portavo, e le speranze che chiedevo, sfida i tuoi sogni lontana dai suoi occhi. Amarsi in lontananza vale più della presenza. Se hai paura di quel no, affronta il mondo e prova a fare ego. Se l'amore si potesse toccare, a darle un bacio saresti tu, perché in un mondo così profondo dammi la mano per salire su. In quei momenti distruttivi, i pregiudizi dirottati, se amore è ciò che provi, spalanca le tue ali. In amore non si sbaglia, salviamo il mondo se lo vuoi. Ti affido la mia vita, non so se la vorrai. Sono stanco di restare qui fermo ad aspettare un futuro che verrà, quando e come non si sa, fissando quella rosa come l'ultima che sfiorirà. Baciami al di là del vento, dimmi ancora se ti va. Siamo marinai tra le stelle, due petali nel blu. Se l'amore si potesse toccare, a darle un bacio saresti tu, perché in un mondo così profondo dammi la mano per salire su. In quei momenti distruttivi, i pregiudizi dirottati, se amore è ciò che provi, spalanca le tue ali. Sogno e vado a caccia di emozioni, è come un bacio sul cuore in volo tra cielo e mare. Se l'amore si potesse toccare, a darle un bacio saresti tu, perché in un mondo così profondo dammi la mano per salire su. In quei momenti distruttivi, i pregiudizi dirottati, se amore è ciò che provi, spalanca le tue ali, spalanca le tue ali. Roba buona, roba di qualità, ma non sono famosi. Certo, ogni mezz'ora Semivarin trasmette un artista indipendente sconosciuto a livello nazionale, ma di buona caratura musicale, come Domenico Verdone. È il terzo inedito per questo cantautore originario di Gela, Caltanissetta. L'amore è un dono che si trasforma in relazioni e in tessuti, in sguardi, in toni, fondati sulla tenerezza di un sorriso, di un bacio, il bacio del cuore. Infatti è il titolo di questa canzone di Domenico Verdone, che ci riporta alla nostra rassegna stampa, ma tra poco arriverà una sorpresa. E vi ricordo a pagina 18 del quotidiano La Stampa l'articolo
Carroccio contro gli alleati, per strade sicure necessari più militari, mentre invece i nostri sono cari amici alleati, i militari li vogliono mandare in guerra. Naturalmente a voi il pensiero. 340 6709 659 per dire cosa ne pensate. C'è anche l'intervista con il sottosegretario Matteo Perego. Polemiche sterili, metteremo più agenti, nessuna intenzione di sguarnire le città. Forza Italia non cambia idea sulla sicurezza, non si deve strumentalizzare la posizione degli azzurri. Il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago Forza Italia ricorda che fu proprio il governo Berlusconi a decidere l'operazione Strade Sicure, che prevede anche l'impiego del personale delle forze armate per il controllo del territorio. Ipotizzare una graduale sostituzione dei militari con le forze dell'ordine, precisa, non significa sguarnire i presidi di sicurezza nelle città, ma solo affidare il compito a polizia e carabinieri. Cosa ci abbiamo? Chi è? C'è Miriam. C'è Miriam, e me lo dici così? Io interrompo tutto, mi In fermo. effetti potevo dirtelo anche normalmente. No, scusami, falla entrare. C'è Miriam, ma non è una Miriam qualunque. Miriam Acerbis, ciao! Ciao, Buongiorno. carissimo, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i cari ascoltatori della nostra radio. Cosa di ci Radio porti? Libertà. Cosa ci porti, Miriam, tra Allora, una notizia e l'altra? Ti porto qualche cosa che ha avuto un grande successo la settimana scorsa, perché ahimè voi, che abbiamo superato da un paio d'anni, 25, ma giusto da un paio d'anni li abbiamo superati, cominciamo a sentire, soprattutto quando fa freddo, come in questo periodo, quando c'è l'umidità, cominciamo a sentire dei doloretti che prima non sentivamo. Ci svegliamo la mattina, abbiamo mal di schiena, abbiamo mal di collo, abbiamo male al ginocchio, soprattutto i cinquantenni che giocano a calcetto, si iniziano ad avere mal di ginocchia, male alle anche, alle spalle, ai gomiti, insomma quello che il vostro medico, quando l'avete consultato, gli avete detto: dottor, c'ho un po' di doloretti, che cos'ho? E lui ti dice: ma caro mio, è l'artrosi. Ma che cos'è l'artrosi? L'artrosi non è altro che un processo di invecchiamento naturale del nostro corpo. Cosa significa? Significa che le nostre cartilagini, che non sono altro che dei tessuti che rivestono le nostre articolazioni, diventano più sottili, si sgonfiano e quindi le nostre articolazioni si toccano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Questo che cosa comporta? Comporta che dovremmo fare qualcosa e di fronte noi abbiamo più di una strada. Possiamo prendere l'antinfiammatorio, l'antidolorifico, dico sempre, quando è il medico che ce lo consiglia seguiamo sempre quelle che sono le indicazioni del nostro medico, ma ci sono anche dei prodotti naturali come il nostro ACE-UC2. ACE-UC2 che cos'è? È un integratore di collagene. Perché voglio sottolineare collagene? Perché l'assottigliamento delle cartilagini articolari arriva proprio perché le cartilagini si sgonfiano di collagene, perché proprio il processo di invecchiamento naturale è quello che porta a perdere e a avere una mancanza di rigenerazione di fibre di collagene. E per le nostre articolazioni non abbiamo bisogno di un collagene qualunque, abbiamo bisogno del collagene di tipo 2, nativo, non denaturato, ACE-UC2, che è proprio l'integratore che serve per le nostre articolazioni, serve per ridare al nostro organismo il collagene che è venuto a mancare. E attenzione che ACE-UC2 è l'unico che ha questo meccanismo di tolleranza orale. Cosa significa? Quando noi lo ingeriamo e ne basta una compressa al giorno, è l'unico che riesce a mantenere intatta la sua forma tridimensionale e a superare la barriera gastrica. Ecco perché è così efficace, ecco perché ne basta una compressa al giorno, non 8 o 10 come ho visto in alcuni integratori, scusatemi, che ho trovato in giro. Una compressa di ACE-UC2 al giorno per ridare l'informazione al nostro organismo di rigenerare le fibre di collagene. Frassine e boswellia, 2 antinfiammatori e antidolorifici naturali, e una serie di vitamine come la vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3
che è ottima per le nostre ossa e le nostre articolazioni. Ma veniamo all'offerta. Cosa costa questo ACUC2? Vogliamo provare un trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vogliamo provare un trattamento di 60 giorni? 60 euro direttamente a casa vostra. Ma il mio consiglio e il consiglio dei nostri ortopedici, soprattutto se abbiamo più di 25 anni, è quello di fare un trattamento mirato di 4 mesi. Arriviamo alla primavera in maniera completamente diversa. Per sapere cosa costa questa offerta, io vi invito però a telefonare al nostro numero, che è lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, perché stamattina se chiamate dicendo ho sentito Miriam alla trasmissione Radio Libertà, voi avete il trasporto in omaggio, quindi non lo pagate, e in più io vi regalo Arnia, che è un prodotto ricostituente, il nostro prodotto fatto dal nostro apicoltore, quindi totalmente italiano, un prodotto speciale che contiene miele, propoli, pappa reale e polline, quindi un ricostituente naturale che aiuterà a sentirvi più in forma e quindi ad affrontare meglio anche questo trattamento di collagene che farete in questi 4 mesi. Io vi dico di approfittarne, perché non vi dico che vi passeranno tutti i dolori, non vi dico che guarirete da tutte le vostre patologie, assolutamente, lasciamole fare a qualcun altro queste cose, non a noi, però vi dico che sarà un valido aiuto, un miglioramento sicuramente dei vostri dolori, dalla vostra situazione articolare di questo momento. Chiamate subito lo 030 68 40 408 per sapere cosa costa questa offerta speciale che ho riservato per voi. Però mi raccomando, dite che avete sentito Miriam stamattina, altrimenti non avete trasporto gratuito e non avete questo fantastico omaggio del nostro API. Io direi che ho concluso stamattina, spero di essere stata abbastanza chiara. Provate, perché veramente può cambiarvi la situazione di questo inverno così rigido e a farvi affrontare la primavera in maniera diversa. Ci sta, mi sento già meglio e anche le notizie sui quotidiani stanno migliorando, signori. Fate un colpo di telefono, se chiamate adesso la beccate la Miriam, 030 68 40 408. Grazie Miriam, buona settimana. Grazie caro, grazie, buona settimana a voi. La famiglia Cerbis, indimenticabile, grande amica di Radio Libertà fin dai tempi di Radio Padania. Sono le 9:14, il quotidiano Il Giornale apre con bentornati, ma per la sinistra no, fammela vedere questa prima pagina. Trentini e Burlò liberi, il governo e Trump decisivi, i progressisti con Maduro. Vai Francesco, faccela vedere la prima pagina. Ma apre naturalmente il giornale anche sul referendum del 22-23 marzo, fissata la data, ci siamo, cambiamo l'Italia in 68 giorni. Spunta poi la foto con la bandiera dei terroristi, spunta il grillino dal monte, spunta il grillino fan di Hezbollah. Sì, ci mancava il fan di Hezbollah, si chiama Hassan Assi ed è stato responsabile del gruppo territoriale dei 5 Stelle di Santa Maria a Vico nel Casertano. Nel 2017 ha visitato il Libano e si è scattato una foto davanti a una bandiera di Hezbollah. Ma siamo sul quotidiano Il Giornale e io ci entro un attimino perché, come vi dicevo, Machado è andata a sorpresa dal Papa, assist e messaggio a Trump. Un lavoro di squadra sotto traccia, la gioia della Meloni, grazie a tutti, ma si parla anche sul giornale di quella tela diplomatica per riportarli a casa, non solo questi, da Zaki a Sala, a Forti, l'impegno discreto dell'esecutivo e della Premier dietro i tanti successi che fanno sorridere a denti stretti la sinistra. E infatti il titolo è Il governo libera tutti. I guai di Lepore, il sindaco di Bologna, i regali di Lepore
al centro sociale. Nuova grana per il sindaco di Bologna. La BAS in un palazzo storico e non paga. La zona è tra le più richieste di Bologna, tra le più costose. Centro storico di Bologna, vicolo Bolognetti, per un appartamento di appena 50 metri quadrati si paga un affitto mensile di 1.200 euro. E c'è chi evita il salasso e ottiene una residenza storica di 1.200 metri quadrati più altri 900 tra chiostro e spazi esterni al canone di 0 euro. Un ex convento di quasi 2.000 metri quadrati di proprietà del comune di Bologna ottenuto senza sborsare un euro. Chi è il fortunato? L'associazione è chiamata Nata per Sciogliersi, storica sigla della sinistra bolognese, tra i promotori del centro sociale La BAS. E qua mi fermo, ma chiaramente se siete interessati, a pagina 11 del quotidiano Il Giornale, crescono le rimesse degli immigrati. Fiume di denaro verso il Bangladesh. Nel terzo trimestre 2,2 miliardi inviati all'estero, 1 euro su 5 finisce verso il paese asiatico. E ricordiamolo, in manovra c'è la norma per il conteggio dell'ISEE. Continua a crescere il denaro che i lavoratori immigrati residenti in Italia rimandano nel loro paese. A certificarlo sono i dati della Banca d'Italia, altro che pagarci le pensioni. In Emilia, Lega, minacce a Modena, Salvini come Moro, guardala qua la scritta. La scritta è accompagnata da una A cerchiata, simbolo del movimento anarchico, comparsa sulla serranda della sede della Lega in quel di Modena. Ancora con le notizie, ancora con i quotidiani, e allora, già che ci faccio un giro, il quotidiano Il Tempo oggi è potentissimo perché titola La bonifica. Scatta l'ennesimo allarme dopo la doppia aggressione degli ultimi giorni intorno alla stazione Termini di Roma. Si rafforza la sicurezza, a Roma 470 nuovi agenti, ma servono interventi shock. La battaglia della sicurezza si vince o si perde alla stazione della capitale. E se siete di Roma ci sono paginoni riservati a quello che sta succedendo, ma li avete viste forse queste cose? Spero anche che le abbiate viste in qualche servizio nei telegiornali. A pagina 2, controllo e leggi speciali, la battaglia della legalità si vince o si perde a Termini. Presto in servizio 3.500 nuovi poliziotti, si rafforza la sicurezza a Roma, 470 agenti. Non solo sicurezza, ecco cosa insegna la lezione di Londra, Parigi e New York. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, vi porto da tutt'altra parte perché nella sezione economia, pagina 15, si parla di auto cinesi in Europa. Ve ne siete accorti quanti ne stanno arrivando? Dopo l'invasione l'Europa ha emanato le regole. Un po' tardi, vademecum UE sulle vendite di Pechino. Anche se è tardi, previsti numeri precisi di import e investimenti ai quali non crede nemmeno Bruxelles. Gianluca Zapponini ce ne parla in un paginone quest'oggi a pagina 15 del quotidiano Il Tempo, ridendo e scherzando. Siamo invasi, ma il peggio deve ancora venire. Il Tempo di Roma, la notizia che segnalo perché ho tanti artisti che ascoltano la mia rassegna stampa, lo sapete, ogni mezz'ora mando in onda un artista indipendente. La città di Roma ruota, artisti di strada, postazioni girevoli. Pronto il nuovo regolamento, i performer si alterneranno, zone suddivise in più o meno sensibili. Ecco le novità. Se siete artisti di strada o comunque avete parenti o amici che fanno questo bellissimo mestiere, perché non c'è niente di più bello suonare dal vivo in mezzo a piazze e strade, oggi sul quotidiano Il Tempo nel panino romano. E intanto io volo, svolazzo sempre più avanti con tanti WhatsApp che mi aspettano e mi guardano. Continuate a scrivere 340 6709 659, lo sapete, abbiamo poi ancora dalle 11 a mezzogiorno insieme
e come minimo ci torniamo su queste cose. No, volevo ritornare sul quotidiano La Stampa, perché oltre ad avere a pagina 18 Carroccio contro gli alleati per strade sicure, necessarie più militari, a pagina 19 si parla di Zaia, di Lega e di Zaia, con l'intervista all'imprenditore veneto Enrico Carraro, che dice: la Lega di Zaia più centro che destra, Vannacci lontano anni luce da chi governa. Ricordiamo che siamo sul quotidiano La Stampa. L'imprenditore veneto dichiara: capisco chi studia un partito più radicato sul territorio, il ponte, pensiamo alle bollette. Si parla tanto di posti di lavoro in crescita, ma la produzione rimane ferma, chiaramente. Giuseppe Botero, sul quotidiano La Stampa, cerca di carpire qualche critica alla Lega da parte degli imprenditori. L'altra Lega stuzzica Salvini, un asse padano per rilanciare il Nord. Se ne parlava proprio nell'edizione di ieri, della nascita di un fronte del Nord tra gli amministratori leghisti di Lombardia ed Emilia-Romagna per rimettere il territorio al centro degli interessi del Carroccio, ma, dicono i promotori, senza mettere in discussione Salvini. Oggi c'è un bel paginone a pagina 19 del quotidiano La Stampa che intervista appunto uno degli imprenditori più noti. Alla fine degli anni 90 ha partecipato a un paio di cene con Umberto Bossi, c'era una vicinanza al territorio molto forte, non ideologica. Quella Lega era presente qui attorno, vedevi gli attivisti, ma era un partito piccolo. Salvini lo ha reso nazionale, una scelta che ha dei pro e dei contro. Enrico Carraro, una vita in Confindustria Veneto, a capo di un gruppo da 800 milioni di fatturato l'anno, capisce perfettamente le ragioni che hanno portato l'assessore lombardo Guido Guidesi e il sindaco di Ferrara Alan Fabbri a immaginare un'associazione per rinsaldare il rapporto tra il Carroccio e il tessuto produttivo del paese. Perché? Perché quando c'è da lavorare per la terra non si esce dalla Lega, ma si rompe le balle finché non si trova una soluzione. Quindi una Lega più territoriale con un'associazione, una costola della Lega che si occupi maggiormente del territorio, aggiungo io, soprattutto del Nord, con la T naturalmente. Pagina 26, siamo sulla Stampa, indagine sui prezzi, l'antitrust contro la grande distribuzione. Si sono accorti che c'è qualcuno che magna. L'inflazione per i prodotti alimentari cresce più della media. L'Authority dice: da chiarire il potere internet che non funziona, è contrattuale e margini della grande distribuzione, cioè c'è qualcuno nella filiera che si sta approfittando. Intanto a Sanremo c'è la Pausini con Conti, il festival è nel mio destino. C'ho delle ascoltatrici innamorate della Pausini, anche io ai miei tempi, insomma, quando ero più giovane e che facevo radio, lei era uscita, era un'eroina. Bene, sarà co-conduttrice per 5 serate Laura Pausini. E come fa? Con tutti i concerti che fa, si riposa. Sul Libero, e intanto apro anche le linee, il più veloce entra in diretta. Dai, 0292947222, sequestrate 1 milione all'ANM, resa dei conti tra toghe, Trentini liberato. Sinistra ammutolita, scrive sempre il quotidiano Libero, la sinistra è la stampella degli ayatollah. Altro titolo potente a pagina 11 di Libero: uniti dall'odio antioccidentale. Guarda che questa frase oggi campeggia su molti quotidiani, è la motivazione di molti attentati alla nostra libertà e anche alla nostra pelle delle ultime settimane. Odio antioccidentale. L'islamomafia
neomarxismo ha preparato l'avvento di Khomeini in Iran e l'Europa ingenua lo ha creduto un progressista. Ma a fare paura, te l'ho detto, sono quelli che stanno ammazzando, accoltellando per odio contro gli occidentali. Un po' meno paura, ma fa capire che non c'è limite al peggio, quello che si dice a pagina 20 di Libero. Sentite qua: Maranza senza limiti, prende a pugni i passanti, mi alleno per le Olimpiadi. Ha detto così come scusante questo Maranza, condannato un egiziano che tra Torino e Milano ha aggredito decine di persone. A Bologna rissa tra nordafricani con macete, uno è grave. E mi dite che forse non c'è qualcosa da fare sull'argomento? Solo la Lega ha voglia di fare qualcosa e ci vogliono mettere i bastoni tra le ruote. 0292947222, il più veloce, va in diretta. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo i nomi dei carabinieri, abbiamo i nomi dei gioiellieri sui giornali, però manca sempre il nome del magistrato che ha liberato quel delinquente che dopo ha ucciso. La Lega dovrebbe fare il nome, perché se no queste persone non pagheranno mai. Vediamo se la Lega ha coraggio di fare anche questo, dai. Ciao. Grazie caro, non è questione di coraggio, assolutamente, è questione che deve uscire il nome e se non esce, poi tanto comunque se sbaglia, tranquillo, paghiamo noi. 0292947222, pronto? Sono Albino, ciao. Ui. A parte i miei messaggi vocali, questa volta parlo perché sono in casa, onde per cui te ne ho mandato uno stamattina, in poche parole te lo ripeto adesso molto velocemente. Parlava dei militari per le strade, sì, per la carità, è una deterrenza, ma fino a che punto può servire? A ben poco, perché i militari non hanno nessun potere giudiziario, quindi bisogna cambiare le regole di ingaggio bisognerebbe cambiare di questi militari. Certo, ma figurati, ma pensa tu se dovessero cambiare le regole di ingaggio e dire che i militari hanno il potere della polizia giudiziaria, ossia possono arrestare la gente, prenderla, eccetera, salterebbero sulle sinistre. Ecco, siamo arrivati allo stato non solo di polizia, lo stato militarizzato, fascisti. Quelli sono talmente ignoranti e zotici che non hanno la minima idea di cosa sia il fascismo. Comunque, a parte quello, sul web stanno circolando dei video dove ci sono dei giovani albanesi che dicono: noi, visto che non siete capaci in poche parole a togliervi dai piedi sti Maranza, noi vogliamo bene all'Italia, amiamo l'Italia e ci pensiamo noi, quindi ragazzi fate attenzione Maranza, perché adesso ci sono gli albanesi. Di fronte a queste cose dico: ma abbiamo bisogno dei giovani albanesi per tirare fuori gli attributi, ma gli italiani dove sono? A grattarsi le orecchie dal mattino alla sera? È questo che non riesco a concepire. Io ho quasi 81 anni e non mi posso muovere, ne avessi qualcuno di meno magari mi muoverei in certe maniere, purtroppo non ce la faccio, cavolo devo dire, dai. Ormai ho raggiunto la fine delle mie attività varie e svariate. Ma per favore, mi sembri più combattivo di molti altri. È certo che affidarci ai giovani albanesi, con tutto il rispetto, grazie giovani albanesi che ci date una mano a cacciare i Maranza. Ancora una chiamata, pronto? Pronto, sono io? Ciao, buongiorno. Ciao, Marco Torino. Senti, la scorsa settimana ho sentito, mi pare, un messaggio vocale di un'ascoltatrice che mi ha gettato un pochettino nel panico e nell'angoscia e lei sosteneva questo, anzi voleva sapere informazioni più dettagliate della sigla del miagolio dei gatti, e io sono sobbalzato mentre stavo facendo colazione, perché io sinceramente con la bella musica che avete trasmesso voi in questi anni passati, adesso secondo me un po' di meno, la sigla che metti tu posso paragonarla all'espressione di Fantozzi della corazzata Potionkin, sai benissimo qual è. Quindi questa personalmente, con tutte le ovviamente sono delle cose molto più importanti, almeno è una telefonata di alleggerimento, per me veramente quella sigla è una cagata pazzesca. Ciao Semi. Grazie. Il duetto buffo di due gatti di Rossini, signori, sarà una cagata pazzesca, però è un qualcosa che prende in giro molto, e siccome la nostra rassegna stampa è anche un po' una presa in giro, non per voi che mi ascoltate
ascoltate, ci mancherebbe altro, ma per tutti quelli che scrivono, che si credono chissà chi, che scrivono tante palle molte volte, ma noi ve ne rendiamo conto, è una gigantesca presa per il culo, è vero, il duetto buffo di due gatti di Gioachino Rossini, che trasmettiamo ogni mattina alle 7:27 in apertura della rassegna stampa. Cercatevelo su YouTube. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Nulla, una riflessione. Sento molto sui social, in televisione, quando si parla di politica. Sento sempre un odio spesso verso la Lega o Salvini, proprio con cattiveria. Addirittura ho visto pubblicano sui social qualche cosa che non è vero, addirittura anche questo. Io credo che tutto questo odio, perché per me è odio, è dovuto forse solo al semplice fatto che la Lega nasce al nord, che la Lega è del nord, ma Salvini l'ha portata dappertutto. Ma è possibile che questa gente ancora ragiona in questo modo? Grazie caro, ma semplicemente perché la Lega è quella che lavora, è quella che mette pepe in culo a tutti quelli che dovrebbero lavorare ma non hanno troppa voglia di lavorare. È la Lega che vorrebbe eliminare il magna magna e la burocrazia che l'ha inventata il PD. Capisci perché in molti odiano la Lega? Pronto? Pronto, buongiorno Sammy, Paolo da Treviso. Ciao, buongiorno. No, volevo dirti due parole sugli accoltellatori, là, qui in Maranza. In Israele, anche loro avevano tanta gente che tirava quei coltelli per Israele, ma hanno risolto il problema alla radice, insomma. Dovremmo imparare un po' da Israele, quindi. Sì, no, Israele andavano sempre in giro col coltello a ammazzare gente anche là, ma adesso la cosa è finita. Certo. Grazie caro, semplicemente cambiare le regole di ingaggio dei militari, zitti, vediamo cosa dicono gli piddini. 0292947222, pronto? Buongiorno direttore. Grazie, mi piace quando mi chiamano direttore, buongiorno. Io sono Pierangelo, scusate, non è la prima volta che intervengo a Radio Libertà. Vai. Sono un simpatizzante della Lega Nord, Lega Lombarda dal 1993, dall'allora fondatore Umberto Bossi. Comunque, ho seguito sempre la storia della Lega Lombarda dagli anni 90, diciamo così, dal periodo di Tangentopoli e andare ad avanti. Allora, arrivo subito alla domanda, al concreto della domanda. Riallacciandomi a quello che lei diceva circa un'ora fa sulla rassegna stampa riguardo l'argomento degli immigrati, il video importante che ha fatto vedere dell'ascoltatore lì, ecco, io una considerazione farei. Noi sappiamo tutti, ormai anche le pietre sanno che il nord è inondato di immigrati, però chi è al governo è la Lega Salvini, la Lega dovrebbe insistere per chiudere le frontiere e quindi non far arrivare più immigrati. Grazie caro, il concetto è chiarissimo e la soluzione di Matteo Salvini dal caso Open Arms diciamo che fa giurisprudenza e quindi ci potremmo riprovare a non far sbarcare i clandestini dalla nave dell'ONG. Che ne pensate? Con questa domanda Sammy Varin si ferma, ma tranquilli ragazzi, ci ritroviamo alle 11 puntuali con tanti ospiti, con le vostre telefonate e i vostri messaggi. A più tardi.